Allora, intanto I Giganti, l'unico film italiano in concorso al Locarno Film Festival, cosa si prova? Una grande emozione, orgoglio anche, è bello, insomma, per rappresentare l'Italia in un festival così importante è molto una bella cosa. Sì. Com'era il rapporto con gli altri attori sul set? Perché i vostri personaggi hanno questa relazione molto tesa tra di loro. Che rapporto si è creato tra di voi? È stato, diciamo, girare in quella casa con quella troupe ridotta era come stare in famiglia. Si è creato un legame immediato, probabilmente, fraterno, anzi. Era come se ci conoscessimo da una vita, fondamentalmente. Era la prima volta che lavoravamo insieme, tranne noi due, chiaramente, che lavoriamo da una vita. Ecco, le riprese sono avvenute in un tempo brevissimo dopo il primo lockdown. Com'è stato girare in quelle condizioni? Diciamo che è servito anche molto per dimenticare quel periodo precedente di completa inattività e di dubbi anche sul poter portare avanti questa professione, no? Quindi è stata una ripartenza vera e propria perché è stata la prima cosa che abbiamo fatto dopo il lockdown, anche perché tutto l'aspetto live del nostro lavoro, gli spettacoli, eccetera, ancora non si potevano fare. Quindi siamo partiti da fermi a essere dentro un film come questo, quindi è stato anche molto utile, oltre che bello. Sì, per me è come quando dopo una stagione invernale faccio il primo bagno. Il primo bagno è tuffarmi in acqua e fare più apnea possibile rimanendo sotto, quindi in qualche modo è la stessa cosa, è stato passare da 0 a 100 è molto utile, come diceva lui, perché è probabilmente anche la forza che avevamo interpretativa è dovuta anche a quello, cioè dopo un anno chiusi in garage ci hanno aperto la serranda e avevamo la la bocca probabilmente. Ecco, su questo dopo il lockdown molti temevano che il cinema, così come il teatro in generale, l'intera industria non sarebbe riuscita a rialzarsi. Voi come lo vedete il futuro? Siete ottimisti? Sono espressioni che non puoi sopprimere, cioè in un certo senso è un'attività indispensabile agli esseri umani, quello di sognare, no? E attraverso lo spettacolo, il cinema, in qualche modo sogni, come fai senza? Poi, sì, diciamo che probabilmente in questo momento si stanno affacciando delle modalità diverse di fruizione del prodotto cinematografico anche, no? Quindi quello che sta cambiando è quello probabilmente, come quando dal teatro si è passati al cinema, era un nuovo mezzo in qualche modo e adesso ci sono le piattaforme, quindi quello che cambia è questo, in questo momento la domanda vera è quando riapriranno i battenti, le persone continueranno ad andare al cinema o nel frattempo si saranno abituate a fruire dei film direttamente da casa loro seduti sul proprio divano? Questa è la domanda, sì, l'incognita. La prima volta che ci andranno si ricorderanno che comunque vedere un film al cinema non è sostituibile col vederlo a casa propria, per quanto possa avere un televisore di dimensioni importanti, è proprio la visione collettiva, cioè siamo animali sociali e vedere un film insieme significa condividere il respiro di quelle emozioni con altre persone ed è insostituibile questo aspetto. Voi avete anche una grande carriera nella comicità. Quando dovete passare a un ruolo drammatico, come lavorate? Ma noi lavoriamo alla stessa maniera, cioè non ci prepariamo fondamentalmente, ma viviamo istintivamente il nostro mestiere di attori, quindi non c'è una grande preparazione, c'è soltanto lo studio del testo, no? Per avere la memoria di quella scena, ok, ci si prepara nel senso che segui un iter che è stato magari di leggerlo insieme al regista, di iniziare a entrare un po' nei dettagli del personaggio, quelli che poi ti aiuteranno, cioè come si veste, come è pettinato, eccetera, eccetera. Poi, come ha detto Michele, arriviamo alla massima apertura sul set, in modo tale da poter cogliere quello che sta succedendo. Nel caso opposto, manifesteresti una chiusura, perché tu ti sei preparato e dici ma io lo voglio fare così, ma magari in quel contesto non funzionerebbe.
Un'ultima domanda, vi chiedo come attori quali sono i vostri attori preferiti, se ce n'è qualcuno a cui vi ispirate. Attualmente, il mio attore preferito attualmente è Sacha Baron Cohen. Lì sono riferimenti proprio... Potrebbero essere 1000, ma anche dei più classici. Tutti quelli che hanno fatto grande anche il cinema italiano, Mastroianni, ce ne sono troppi, cioè, proprio a rivederli a tutt'oggi che capisci ancora una volta la potenza interpretativa, no? Cioè, la gamma di possibilità che avevano, espressive, cioè.